Come ti sei trovato come Palermo? Un po' di casino. Siamo al Bye Bye Blues di Palermo, no, siamo al Tokyo. Bye Bye Blues di Tokyo. Pietanza eccezionale. E siamo anche con il nostro carissimo amico, esperto di vini. Ci abbiamo conosciuto da poco, l'Americo Vespucci, che Enrico Vespucci porta bene. Porta benissimo. Porta benissimo, ci siamo connessi, abbiamo raccontato la sua storia. Perché non andiamo in uno dei più bei ristoranti come identità e come qualità di Tokyo e siamo andati al Bye Bye Blues. Questa unione tra la cucina italiana e la cucina giapponese. Ha insegnato signora Patrizia in Sicilia, Palermo, Mondello. Mangia bene? Mangiato benissimo. Dopo un po' di Poi ingrassato, quelle palle di riso fritte le hai mangiate? arancini, sì, anche Irish. Iris. Irish. Mezzanotte mangia Irish. Che è la caratteristica che fa speciale la tua cucina. Ma cibo non tanto usa come agnello, solo agnello, pistacchio, fetta di melanzane. Questo insegnato nonna di Patrizia. Perché sempre chiama Patrizia. Io chiedo cucinare palermitano, lei insegna cucina palermitano perché giapponese è tutto piace. Quindi tu ogni tanto chiami Patrizia e gli dici Patrizia, questa cosa che voglio fare secondo Ah te sì. com'è? Ogni mese chiama Patrizia, chiedo. Lo facciamo tutti quanti noi. Mamma, ma come si fa? Noi che abbiamo la mamma.